Innanzitutto grazie Ines per questa bellissima opportunità, perché effettivamente per me oggi è un po' un'occasione di creare una sintesi di un lavoro che faccio da 20 anni, no? E quindi insomma è un'occasione molto speciale. E proprio perché è un'occasione speciale avevo timore di non riuscire appunto nei tempi così rigidamente fissati di riuscire a dirvi tutto, insomma di concludere un discorso, perché di solito parlando a braccio mi dico parecchio, e allora anche per me oggi sarà una prima volta, perché per la prima volta ho deciso di scrivere e leggere. Dunque, è ormai chiaramente innegabile il ruolo e la responsabilità dei media, sia di massa che di nicchia, nella formazione dell'immaginario collettivo, sia a livello nazionale che a livello globale. Quindi il prodotto audiovisivo, sia nella sua accezione cinematografica, televisiva o all'interno dei new media, per quanto io ritengo che è diventata la nuova letteratura sulla quale si stanno formando sempre più le nuove generazioni. All'interno di questa realtà, all'interno di questo contesto, a me quello che interessa è contribuire allo sviluppo del pubblico. Cioè, io sono molto d'accordo con la dottoressa Tedeschi, penso che in effetti per codificare per uscire, no? Per tagliare le catene di queste prigioni, l'unica possibilità è quella di intervenire con la formazione. Non c'è altra via. E quale terreno più fertile se non i giovani, no? Che non hanno fatto il tempo a incancrenire delle posizioni e delle mentalità sbagliate, anche, no? Dei comportamenti quasi istintivi e reattivi negativi, no? alla differenza e alla cultura di genere. La metodologia che io vorrei utilizzare, se avremo l'occasione appunto di portare avanti questi percorsi formativi insieme a TIA, sarà quella di prendere in esame dei prodotti audiovisivi riconosciuti ed innovativi, rintracciabili su scala globale, chiaramente, analizzarli e identificare in esse quelle che sono, no, le caratteristiche fondamentali che possiedono per riuscire a proiettare un immaginario che sia diverso. La cosa più importante, no, nella rappresentazione è che la rappresentazione non si occupa solamente del reale. La magia della rappresentazione è che ha anche il potere di offrirci delle possibilità che vanno oltre quelle che noi sperimentiamo nella nostra quotidianità, cioè proprio di darci dei nuovi ideali, no? Quello che poi facevano i greci con i miti, insomma, no? Sulla quale noi abbiamo formato tutta la cultura occidentale. E sarebbe molto bello, secondo me, in questo momento strategico di passaggio, riuscire attraverso appunto un discorso di analisi di esempi già esistenti, ma anche con un intervento appunto formativo e quindi propositivo, di riuscire a mettere a punto dei modelli o dei modelli produttivi o delle linee guida per creare dei prodotti audiovisivi che possano avere questa audacia, questo coraggio, questa creatività. Perché alla fine, secondo me, l'appiattimento, no, quando si parla dei prodotti RAI, per esempio, cioè, non è che la RAI in un certo senso non si stia sforzando di fare un'operazione di resa del reale, no? Rispetto alle varie condizioni, ai vari ruoli ricoperti dal femminile nella realtà. Il problema è che però se noi continuiamo a vivere in queste prigioni, che diceva la professoressa Tedeschi, hai voglia di rappresentare il reale, non cambia nulla, noi dobbiamo andare oltre. Cioè il reale va bene, ma bisogna fare uno sforzo creativo ed andare oltre. E questo va fatto utilizzando chiaramente la ricerca per vedere che cosa c'è sul mercato a livello globale, che abbia un significato, che abbia una valenza, e riuscire a declinarlo all'interno del nostro paese, perché ogni cultura ha delle sue specifiche e soprattutto noi come Italia, con questa nostra tradizione, questa nostra cultura meravigliosa, ci meritiamo lo sviluppo di un modello autoctono. Cioè ce lo meritiamo proprio, siamo in grado di farlo, però dobbiamo fare uno sforzo di creatività. Questo, insomma. Oddio, avevo detto che leggevo, mi piace non c'è lo spunto, appunto, l'altro volevo dire che è molto importante.
importante. Ecco, l'obiettivo sarebbe quello di declinare i moduli formativi per fasce di età e caratteristiche adolescenti, chiaramente, nel rispetto delle direttive europee sulla media literacy, quindi al fine di offrire dei moduli di educazione e formazione alla cultura di genere attraverso la letteratura audiovisiva nelle scuole di ogni ordine e grado. E poi qui vorrei fare una puntualizzazione. Per quanto riguarda la cultura di genere, noi stiamo parlando di femminile, no? Però quando si parla di cultura di genere noi parliamo di ridefinizione sia del femminile che del maschile. E per quanto mi riguarda, la cultura di genere per me non è solo maschile e femminile, ma deve includere le diversità tutte. Perché è solo così che riusciremo ad avere una società sana, costruttiva e inclusiva, perché insomma ormai voi sapete benissimo che il genere non è assolutamente rappresentativo di tutte le sfaccettature, no? Insomma, del reale o comunque di esclusione. La donna non è più la sola esclusa, ma sicuramente è una delle principali escluse. Sì, però poi all'interno delle donne ci sono anche differenze di etnie, di colore, insomma, che non possono essere, dalle quali non si può prescindere. Quindi il mio desiderio sarebbe anche quello di documentare, ecco questa è una richiesta che vorrei fare a chi è formazione, se porteremo avanti questo programma insieme, sarebbe quello di documentare l'esperienza con gli studenti, con vari gruppi di studenti, in modo da poter utilizzare questa esperienza, appunto questa parentesi, no? Formativa, come base di ricerca per lo sviluppo di linee guida alla creazione comunque di modelli sia di logiche di produzione, ma anche proprio dei modelli di prodotto audiovisivo che siano in grado di contribuire alla creazione di una cultura di genere. Grazie. È chiaro?